esemplare di cervo corre in pieno centro all'alba di ieri mattina. Il video che riprende l'animale mentre da Piazza Borsa risale verso Via Martiri e la Loggia dei Cavalieri ha fatto in poche ore il giro del web. Un video eccezionale, lo definisce il presidente del Veneto Luca Zaia, tra i primi a riproporre sui social il filmato realizzato con lo smartphone. Scena surreale, gli fa eco il sindaco di Treviso Mario Conte, che a conferma della veridicità del video, sul quale lì per lì molti avevano dei dubbi, ha postato lo spezzone ripreso dalle telecamere di videosorveglianza comunali in cui si vede l'animale selvatico accanto alla loggia. Eccola davanti a Caspineda e qui al monumento di Piazza Vittoria, dove una volante della polizia ha intercettato l'animale scortandolo, riferisce lo stesso sindaco, fino in aperta campagna. Al centro di recupero della fauna selvatica di Sant'Artemio, le operatrici delle associazioni che grazie al bando della provincia gestiscono la struttura non si meravigliano troppo di questa presenza, seppure in pieno centro. Il fatto che siamo usciti da un periodo di lockdown ha fatto sì che molti animali si sono avvicinati all'urbanizzazione, quindi a paesi e a città. Diciamo che non è il primo che si è vista qua in zona, diciamo che probabilmente è stata un po' disorientata ed è andata in città, ma come è venuta da sola molto probabilmente troverà la fuga. Ecco. La cementificazione è un dato di fatto, per cui non è che sono loro che si urbanizzano per necessità, ma è proprio che noi invadiamo il loro territorio, non hanno alternative. Occorre sempre fare attenzione all'approccio con la fauna selvatica e qui ne sanno qualcosa. Da aprile a oggi i recuperi sono stati oltre 1000. Ci chiamano da tutta Treviso, anche da altre province di solito, ma noi possiamo aiutare appunto gli animali che provengono dalla nostra provincia, diamo sempre istruzioni e aiutiamo il più possibile tutti gli animali che riusciamo.